sosteniamo le iniziative, il modo di fare di Luca Zaia, lo stile di Luca Zaia, non accetto sicuramente che ci siano posizioni in contrapposizione a Zaia piuttosto che alla Lega, quindi insomma sarà l'Anizetto che dovrà capire se si sente a suo agio in questa coalizione che ha come stella polare sicuramente la Lega e Luca Zaia. Niente giri di parole, nessun sottinteso. L'avvertimento del sindaco Mario Conte all'assessore Silvia Anizetto suona chiarissimo dopo l'ennesimo polverone che ha investito la referente di sport e scuola. In prima fila venerdì scorso a un convegno dei venetisti, movimento politico di cui Anizetto fa parte, in cui non si sono risparmiate critiche feroci alla Lega e al governatore del Veneto. Malumori nel gruppo di maggioranza, buon pretesto invece per le opposizioni per partire all'attacco. Inviterei l'Anizetto, se pensa, come secondo me ha ragione, che Zaia abbia tradito il popolo veneto, che l'autonomia sia solo di facciata ma che non sia una vera richiesta. Se pensa a queste cose, eviti di stare in maggioranza con la Lega, di cui fa parte anche Zaia, Conte, eccetera, eccetera, e si sieda sui banchi dell'opposizione e eviti di prendere lo stipendio dallo Stato italiano come assessore, essendo lei di indipendenza veneta. Polemica nata dal nulla, replica seccamente Anizetto, che ribadisce di non essere affatto contro Luca Zaia e il Carroccio, e proprio in virtù di questo rimane in giunta condividendone, dice, i valori, ma che il sindaco stavolta si sia irritato è innegabile. Io sono abituato a giudicare gli assessori in base al lavoro che svolgono per la città e per i cittadini, e quindi sulla base di questo continueremo a confrontarci. Se poi lei si sente in contrapposizione politica con questa coalizione e con coloro che la ispirano, credo che è una valutazione che dovrà fare lei, insomma.